seconda traversa detta Casilli. Pronto? Buongiorno, sono Salvatore. Di Salvatore. Salvatore Esposito, volevo parlare con Francesca. Ah, non ci sta mio marito andare a lavare la macchina. Ah, signore, come mai si è imparato a lavare macchine? Che lei è sempre stato uno No, scuola. lui non è che la lava, la porta a lavare. Ah, che stai? E quando si spurcava in mano per lavare una macchina ci No, è difficile la mia madre. Ma chi ti deve muovere più? Lo so, signora È cara. impossibile, l'invalidità l'ha aggravata Lo so, sempre assai. pure io sto male quando sono tornato in America, volevo salutare, ma signora, dicetemi una cosa, ma a che ora torna vostro marito? Ma io penso da Oretti ci va per la macchina, si non trovi gente. E mo Comunque lo volete... faccio chiamare. Facetemi chiamare, non so se siete un numero americano mio, perché io sono tornato in America, ti capite chi sono? Mai parlate di me, sono Salvatore. Ma non so, ci voglio Io sono Salvatore, ma è a New York tanti anni fa, e a cercare fortuna in America. Ah, non lo so. Ma Non mi niente, ricordo signora veramente. Bella, tutto quello che tenevo quando partette per America erano stimmane. Sta giacca che ancora tengo in cuore quando torno a Napoli. Comunque non so dire niente, quando vedi si fa Aspettate, signora, da finire senti che tenevo. Un cazzone, ma non tenevo manca una mutanda. E Francesco ma prestai. E io sono venuto a Napoli perché ci ha già portato una tavola sta mutanda a vostro marito. non faccio proprio niente, mi dici tutte queste cose a me che non vi so rispondere. Allora vi lascio un numero, facetemi chiamare. Pigliate carta e penna. Aspettate, perché la già scrive. Aspettate, sto facendo la penna. Dicetemi quando tenete la penna. Com'è bella sta Ma Napoli. non oggi non ho fa WhatsApp. Ah, quanto è bella sta famiglia. Scusate Potete signore. parlare che ho fa WhatsApp con Ehi, i telefonini suoi. non so leggere, non so scrivere. Io sono ignorante, signora Bella, segnatevi questo numero, vi voglio bene. Io già sentito a Francesco perché c'ha già la rete sta mutando. Ce l'ha già sta mutanda. Perché signora Bella, Sentite, ma è io una non mi cosa che ha voluto scordo. pazziare. Ma che già pazziato. Non mi scordo sti cose. Segnatevi un Aspettate un numero. attimo che hai pigliato la penna e un Signore, già sono stato dicendo a 10 minuti frattanto quanto mi costa sta telefonata. Mi tenga, state telefonando dall'America? mi tenga la linea americana, sto all'Italia, ma purtroppo quando telefono con telefonino americano mi addebitano un coppo con di New York. Senti, tu vuoi darmi che già fai? Ah, già scrivere il nostro numero. Pigliate carta e penna Allora aspettate un attimo. e scrivete queste due parole. Tuo marito vostro ciccio. A gioco. Come amare sta... Allora ditemi. Mio caro Francesco, Volete dire il numero di telefono no? io vi sto dando una lettera. Per un E direttamente... adesso mi metto a chiudere la lettera. c'era pazienza, per un direttamente un numero. Perché io sono la mando per terra, sto facendo i servizi. Signor, vuoi ma da dicere una cosa ma da essere sincero? Dite. Quando lavate in terra ho usato un mastrolindo. Mastro Lindo. No, io tengo un detersivo leggero per lavare per terra. Non Come uso si chiama Mastro sto detersivo? Voglio sapere. Si chiama, voi volete sapere che cosa? O voglio sapere perché quando stavo in America non teneva manco i soldi. Realmente niente di meno. Non teneva manco i soldi per accatto detersivo e l'era la cavarrichina in terra. La candeggina pure disinfetta. Sì. Fabulosa. Però a me non era favoloso, era quella là che fateva e teneva a casa che fateva sempre i varrichini. Ah, si può fare poi. per la Quanta candeggina. tristezza che ci passate, signori, sull'America. Se non era perché lo ricordi di Napoli che teneva quella mutanda che mi regalava il marito vostro. Io forse non... Sentite, ma io non vi credo però. Non lo so se è uno scherzo che stanno facendo. Signor, ma mi permettesse di scherzare un po' a sti cose, che stiamo parlando della vita mia, o marito Mi vostro. sta parlando della mutanda, scusate, che significa? Signore, è una delle mutande più belle che mi hanno mai dato, perché che la mutanda mi ricorda di Napoli. E la cosa bella, sapete qual è? E vi dico come potesse essere un fratello vostro. Che vostro marito quando mi retta che la mutanda non l'era manca lavata. Non risposta, qui va a pigliarsi, io mi pigliamo anche se che. Ehi, ma pigliai perché non la teneva, allora che l'era nel coso, ma metteva sporco, era Sono partito. caso, si vuole più fresco. Ma che le faceva freddo America, signore? Ah, sei fredda America. America fa freddo. Ya, ma pure dite il numero, sì, per piacere. Pronto? Dite, Pronto, mi sente? Un numero è 0 01, o prefisso in America. 00
1. 0, 0, poi 0, 0, 1. 1, 1 1, a 0 0. è 0. Oh, ma tutto 0, È 1. E chi è un sistema binario, America? Allora dice 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aspettate, prima lo secondo 0, ci nato 1. L'hai pigliato, l'hai visto 0 a 0, 1. 0, 0, 1. Poi 1, 0 a 0. 1x, rigore. Over a 2 e mezzo. Ah? Over a 2 e mezzo. Ma ci capite, che state dicendo? Io non vi sento buono, Cardino. Signore, io mi managgia io. Lo sapete perché? Perché sta partendo una foto che la nave. Io però, Va bene, allora signor, buon viaggio. ma ti saluto a Cicciuzza e ci ha ricercato che la mutanda mi ha portato una foto con me. Vabbè, Lo arrivederci. sapete perché, signor? Perché mi stanno addormentando i malati. Signor, managgia io, ma sta nave tiene un brutto nome, si chiama Titanic. Che già fa? Managgia io, me ne vaga, me ne vaga.